Cioccolati. Zicchi, 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 zicchi. Schinnica. Il mondo è al contrario, non è il fuso orario. Accetta il salario, rassegnati al salasso. Cecchini dall'alto sorvegliano ogni passo. Conviene camminare con lo sguardo verso il basso. Il mondo è al contrario, non è il fuso orario. Accetta il salario, rassegnati al salasso. Cecchini dall'alto sorvegliano ogni passo. Conviene camminare con lo sguardo verso il basso. Il mondo è al contrario, è sotto sopra. Esco dalla merda in fretta prima che mi copra. Cresciuti col veleno in corpo come i cobra. Negli anni in cui si moriva di overdose di roba e non c'erano spritz, taglieri e vida loca. Le nonne incazzate ci picchiavano con la scopa, come se niente fosse. Siamo entrati in Europa. Gli anni 80 sono andati via con Humphrey Bogart. Schiavi della moda, della tecnologia. Riusciamo a essere soli anche se siamo in compagnia. Farsi cazzi degli altri è un'ossessione, una fobia. È la religione del leone da scrivania. Bisogna andare via, scappare all'aria aperta, buttarsi nel mucchio, uscire dalla cameretta, andare alla scoperta, unirsi a chi diserta e rialzarsi quando la vita ci sgambetta. Mia figlia vuole fare l'influencer, mio figlio vuole diventare trapper. Lui fa storie con in mano buste bianche, lei posta solamente foto di chiappe. Mia figlia vuole fare la velina, mio figlio sogna di essere youtuber. Ma se domani non lavorerà nessuno, il ciclo della vita chi cazzo lo chiude? Il mondo è al contrario, non è il fuso orario. Accetta il salario, rassegnati al salasso. Cecchini dall'alto sorvegliano ogni passo. Conviene camminare con lo sguardo verso il basso. Il mondo è al contrario, non è il fuso orario. Accetta il salario, rassegnati al salasso. Cecchini dall'alto sorvegliano ogni passo. Conviene camminare con lo sguardo verso il basso. Il mondo è al contrario, spero che non peggiori. Non capisco perché si siano invertiti i ruoli. I figli adesso prendono a schiaffi i genitori. Se vanno male a scuola la colpa è dei professori. Vivremo tra coglioni a cui sarà tutto dovuto e da nessuno accetteranno un no come rifiuto. Non sapranno dire una frase di senso compiuto e che ti faranno un video anziché venirti in aiuto. Sto muto, un minuto, mi fermo. Voglio peace and love come Bob e John Lennon. Sento i satelliti sulla testa che ci stanno seguendo. Quale mondo sostenibile se il mondo è un cassonetto? L'ho detto, paga, rassegnati al salasso. Lavoriamo 12 ore per garantirci un pasto. Non preveniamo il guasto e finiremo in un disastro nel disordine come Guernica di Picasso. Mia figlia vuole fare l'influencer, mio figlio vuole diventare trapper. Lui fa storie con in mano buste bianche, lei posta solamente foto di chiappe. Mia figlia vuole fare la velina, mio figlio sogna di essere youtuber. Ma se domani non lavorerà nessuno, il ciclo della vita chi cazzo lo chiude? Il mondo è al contrario, non è il fuso orario. Accetta il salario, rassegnati al salasso. Cecchini dall'alto sorvegliano ogni passo. Conviene camminare con lo sguardo verso il basso. Il mondo è al contrario, non è il fuso orario. Accetta il salario, rassegnati al salasso. Cecchini dall'alto sorvegliano ogni passo. Conviene camminare con lo sguardo verso il basso.